non solo il sito per scambiarsi QR code, un veneziano si avvicina ai turisti e si propone come amico, diventano miei conoscenti, così non devono pagare. Il comune è pronto a denunciare. Il sud del Brasile colpito da una disastrosa alluvione, 2 città sono gemellate con Pederoba e Conegliano, dai comuni della Marca pronta la corsa solidale, non li lasceremo soli. Tragico incidente a Spilimbergo, perde la vita la 26enne Chiara Bassutti, il cordoglio degli amici, il gruppo scout di cui faceva parte si è riunito per ricordarla. Si scontra con un autocarro, è sbalzato dalla moto da cross, finisce sotto un'auto, drammatico incidente a Pieve di Soligo, 16 di Vittorio Veneto in gravi condizioni. Sgridato per un brutto voto, 14enne scappa di casa con un coetaneo, notte d'angoscia per 2 famiglie di Pieve del Grappa. A trovarli stamattina in piazza la sindaca erano infreddoliti e affamati. 95esima adunata degli Alpini a Vicenza, la fanfara della Brigata Iulia attraversa le vie della città, anteprima in musica della grande festa delle penne nere. Raduno record di 70 centenari e ultracentenari da tutto il Veneto a Padova, con 70 presenti battuto il primato mondiale da Guinness. A guidare la carica dei supernonni il trevigiano Luigi Zanon, 106 primavere. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma cominciamo subito con un'anteprima di quella che sarà la grande festa alpina del prossimo fine settimana, perché oggi pomeriggio per il centro di Vicenza ha sfilato la fanfara della Brigata Iulia, un'anteprima in festa appunto di gioia per le penne nere. Ci colleghiamo quindi subito con il nostro Daniele Garbin. Buonasera Daniele. Sì, buonasera Marta. Hai detto bene Marta, è proprio con un trionfo, siamo in Piazza dei Signori, siamo proprio nel cuore della città in questo momento. Abbiamo questa grande sorpresa, un fuori programma, vero? Questo è il presidente Lino Marchiori della sezione che è la padrona di casa a Monte Pasubio, ecco. Sì, è un fuori programma, diciamo che c'è stato questo regalo, la fanfara della Iulia, qui da noi, quindi ci dà questo antipasto della nostra adunata al sabato antecedente. Questo è stato, come dire, un episodio, abbiamo visto l'accoglienza da Piazza Matteotti, proprio si sta snodando, è in corsa, arriverà proprio trionfalmente a tutto il centro storico. Sì, infatti siamo partiti da Piazza Matteotti, abbiamo percorso un tratto di Corso Palladio e poi siamo venuti qui in Piazza dei Signori, dove adesso stanno suonando e tenendo un po' così allegra le persone che sono qua ad ascoltare, gli alpini, cominciamo già a vedere cappelli alpini presenti, per cui cominciamo già a respirare aria di adunata. Ecco, l'area di adunata che ricordiamo la prossima settimana connoterà finalmente, dopo 33 anni che la attendiamo, questa nota. Ecco, lasciamo prima di tutto ascoltare ai telespettatori qualche nota, va bene? Sì, d'accordo. Che brano è che stiamo ascoltando? Questo è Montegrappa. Montegrappa, tu sei la mia patria, quindi anche qua a Vicenza, visto che tutte le sezioni vicentine hanno lavorato assieme per questa adunata, abbiamo anche Montegrappa. Ecco, ricordiamo che a condurla è il sergente maggiore Flavio Morillo, no? Sì, esattamente, che presenta sempre le canzoni, le musiche prima di iniziare la suonata. Ha chiesto anche di partecipare al pubblico per il canto del 33 che abbiamo sentito 7 minuti fa. Ecco, allora possiamo fare un invito a questo punto anche a chiudere il collegamento. Certo, no? sì, invitiamo infatti. allora i telespettatori di Antena 3, insomma, che a Vicenza la settimana si parte. Sarà una settimana intensa, ricordiamo qualche appuntamento. Beh, diciamo che la partenza ufficiale è il venerdì mattina alle ore 9 qui in Piazza dei Signori, dove ci sarà l'alzabandiera, e poi cominceranno a snodarsi tutte le attività del venerdì con l'inaugurazione della cittadella militare e con tutte le varie attività che ci sono, i paracadutisti, il saluto del sindaco in Teatro Olimpico, tutte le varie attività dal venerdì al sabato, e chiuderemo con la domenica con la sfilata. Va bene, allora intanto buon lavoro e arrivederci a lei e ai telespettatori. Marta, restituiamo la linea allo studio da Vicenza. Grazie.
Grazie allora ai colleghi per questa anteprima della festa che sarà il prossimo fine settimana a Vicenza con l'adunata delle penne nere. Da Vicenza andiamo a Venezia, dove continua la protesta contro il ticket di ingresso, condotta anche a colpi di esenzioni dal pagamento offerte a turisti e visitatori. Sentiamo come. Quanto è correlato al concetto di amicizia o anche di semplice conoscenza il contributo d'accesso a Venezia? Moltissimo, perché come giusto sia in un provvedimento che si proporrebbe di limitare i flussi turistici, il residente che invita qualcuno in città può esentarlo dal pagamento dei 5 euro. Tra i veneziani che vedono il contributo d'accesso come definitiva degenerazione di Venezia allo stato di parco a tema a pagamento, questo concetto è quindi sfruttato per contestare il provvedimento distribuendo esenzioni, come ha fatto Marco Rosasalva. Chiacchierando con le persone che scendevano dal treno, eccetera, e presentandomi, quindi diventando ufficialmente conoscente di queste persone e chiedendo se per caso volevano essere esentati dal ticket d'accesso. Conoscente, diciamo, è un concetto residuale che indica esclusivamente sostanzialmente tutte le persone che voglio io. Alessandro Tonin ha aperto un sito internet. Ho aperto questo sito che è nocda.com, in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali, per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Queste iniziative non sono piaciute molto in comune. Sul piazzale della stazione Rosasalva è stato fermato dalla polizia locale. Mi hanno preso i documenti, mi hanno chiesto che cosa stavo facendo e eravamo sia loro che io un poco perplessi della situazione, perché non mi hanno contestato niente in particolare, perché effettivamente quello che sto facendo in coscienza penso che sia completamente lecito, tant'è che appunto è quello che è permesso dal portale del comune. Nel caso del sito internet, che avrebbe generato circa 2.000 esenzioni in 2 o 3 giorni, si è parlato anche di una denuncia alla polizia postale. Non è ancora arrivata nessuna comunicazione di denuncia e nessun atto. Se arrivasse sarei curioso di sapere che norma viene infranta, perché non credo vi sia nessuna norma sul concetto di amicizia, il concetto di conoscenza. La devastante alluvione che ha colpito il sud del Brasile, è scattata la macchina di solidarietà per le comunità di Garibaldi e Jacutinga, città gemellate con Conegliano e Pederoba. Almeno 50 vittime accertate, quasi 70 dispersi, città completamente sott'acqua, una furia che ha distrutto strade e ponti. È il bilancio provvisorio della devastante ondata di maltempo che ha colpito lo stato del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Piogge torrenziali che non hanno risparmiato nemmeno la capitale, Porto Alegre, e città più defilate dell'entroterra come Garibaldi e Jacutinga, città gemellate con Conegliano e Pederoba e casa di moltissimi trevigiani. Estejam prontos para quando necessario. Siamo al lavoro con le squadre di soccorso, i cittadini sono stati allertati, in caso di pericolo imminente dovranno lasciare le loro case, racconta il sindaco in un video diffuso via social. Noi siamo gemellati da 15 anni con la città di Jacutinga, un paese che sostanzialmente è abitata da trevigiani, di conseguenza il nostro rapporto è diventato proprio stretto. Sono stati colpiti anche loro da questo tragico evento meteorologico che ha colpito non solo l'agricoltura ma anche le strade e le abitazioni. A Jacutinga i danni si concentrano nelle condizioni delle strade e dei raccolti. Le vie cittadine e i ponti sono in continuo monitoraggio per la paura che possano cedere. Poche case sono state allagate e non ci sono perdite umane, ma i fondi comunali non permettono di aiutare tutte le persone in difficoltà. Da Pederoba a Conegliano è scattata la macchina della solidarietà per le comunità colpite. Ci stiamo preparando con i sindaci del territorio per dare una risposta
concreta a tutti voi, alle vostre famiglie. Per me un grande saluto, un grande abbraccio a tutti voi, perché il cuore della Regione Veneto e della città di Conegliano batte accanto a voi. Sono in contatto costante con il sindaco Carlos Alberto Bordin, il quale mi sta aggiornando di giorno in giorno appunto la situazione, che è tragica. Nei prossimi giorni apriremo un conto corrente dove chi vuole può fare una donazione, come lo faremo noi come amministrazione, per girarlo appunto alla comunità di Jacutinga. La cronaca ora ci porta nella vicina provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia, dove c'è stato un terribile incidente stradale. Siamo a Spilimbergo, nel quale ha perso la vita Chiara Bassutti, 26 anni. Chiara è una ragazza piena di energie e estremamente organizzata. Se aveva un attimo libero lo impegnava al massimo o nel progetto di vita che aveva per se stessa o nell'aiutare gli altri. Era proprio così Chiara Bassutti, la 26enne deceduta ieri sera a Spilimbergo nel tragico incidente accaduto in via dei Ponti, lungo la regionale 464. Una ragazza solare che amava la vita, sempre disponibile con il prossimo. Oggi pomeriggio il gruppo scout di cui faceva parte dalla tenera età si è ritrovato in un commosso momento di cordoglio. È nata in un clima di scautismo, è cresciuta in un clima di scautismo e con noi aveva tutte le attività ed era sempre disponibile. Il messaggio di Chiara è quello di impegnarsi sempre al massimo, sempre fino in fondo, di dare anche l'anima, magari anche ogni tanto arrabbiarsi, ma con tanta passione per quello che si fa. La tragedia è venuta attorno alle 21 quando la Toyota Yaris, sulla quale viaggiava la 26enne per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata frontalmente con un SUV con a bordo una 73enne e una 44enne madre e figlia. La prima illesa e la seconda leggermente ferita. Per Chiara non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli ha espresso vicinanza ai familiari a nome della comunità. Chiaretta, così la chiamavano gli amici, era impegnata nel settore della consulenza fiscale e lavorava da anni come barista, una sua passione, al Blue Bar di via Udine, locale oggi chiuso per lutto. Chiara era una ragazza splendida, era solare, disponibile, buona, era veramente uno splendore di ragazza. Ha cominciato con noi praticamente, era piccolina, era appena uscita dalla scuola e diciamo che ha fatto i primi passi con noi ed è rimasta con noi fino adesso. Siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre sperimentato, abbiamo proprio fatto un bel percorso insieme. Ed un sedicenne di Vittorio Veneto è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Treviso dopo un terribile incidente che si è verificato oggi alle 13:30 a Pieve di Soligo. Il ragazzo, in sella alla sua moto da cross, per causa in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un autocarro. In via Montello, sbalzato nell'impatto, il sedicenne è finito sotto un'auto che stava passando. Subito soccorso dai sanitari, viste le gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero al Cafoncello, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Notte di apprensione a Pieve del Grappa. 2 ragazzini di 13 anni hanno fatto perdere le proprie tracce la sera prima, ritrovati questa mattina dalla sindaca. Un brutto voto a scuola, il rimprovero dei genitori e la decisione di scappare di casa. Protagonisti i 2 ragazzini di 13 anni, italiani di seconda generazione, che hanno fatto perdere le loro tracce dal pomeriggio di venerdì. Sprovvisti di cellulari, i genitori li hanno aspettati fino a sera inoltrata e, non vedendoli rincasare nella notte, hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. Verso le 4:30 mi hanno avvisato i carabinieri appunto di questa scomparsa, mi hanno detto che sarebbero arrivati a breve i vigili del fuoco e quindi presso il municipio di Paderno è stato allestito tutto. Ho allertato la protezione civile, che nel frattempo è stata attivata anche dalla prefettura, e la macchina delle ricerche si è messa in moto. Protezione civile, vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari dell'AVAB e polizia locale già dalle prime ore del mattino al lavoro per istituire le squadre di ricerca partite intorno alle 6. Allestita anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco. A Pieve del Grappa, dopo la scomparsa nel 2022 di Valeria Rosato, di 88 anni, non si è voluto perdere nessun minuto prezioso per avviare le ricerche. Sono passate ovviamente dalle 4
4 quando sono uscita di casa ho iniziato a guardare in giro muovendomi con l'auto, e siccome dovevo andare in comune verso le 8 sono passata e guardando in piazza ho visto i 2 ragazzini che stavano tranquillamente passeggiando qui davanti, quindi li ho fermati e grazie all'aiuto di un amico, Stefano, che era appunto in piazza, gli ho fatto segno di aiutarmi nel caso in cui volessero magari scappare. In realtà non si sono mossi proprio perché non capivano cosa stava succedendo, erano infangati, stanchi, però molto stupiti, non capivano perché io li avessi fermati, perché poi arrivassero i carabinieri, cosa stesse succedendo, quello non gli era ancora chiaro. Spaesati, i 2 tredicenni hanno giustificato la bravata per i rimproveri della famiglia di uno dei 2 per non aver studiato abbastanza e aver preso un brutto voto a scuola. La volontà di scappare di casa appoggiata dal migliore amico e così la fuga. Il sospiro di sollievo dei genitori e dell'intera comunità dopo il ritrovamento dei ragazzi. La solitudine di questi giovani che probabilmente non hanno più adulti di riferimento, non hanno più persone a cui magari affidare le loro criticità, le loro problematiche, quindi a volte si trovano da soli a dover gestire questa cosa e come adulti dobbiamo interrogarci su che cosa è giusto fare. A Padova ora per il Festival della Scienza e dell'Innovazione, presente oggi il famoso virologo Fabrizio Pregliasco che ha spiegato gli effetti rari dei vaccini anti-Covid e la loro efficacia nel contenimento della pandemia, ad attenderlo anche uno sparuto numero di Novax. Una trentina di Novax del gruppo Veneto No Green Pass ha contestato a Padova l'arrivo del professor Fabrizio Pregliasco, docente di igiene all'Università degli Studi di Milano, in prima linea nella lotta al Covid. Il virologo era in città per partecipare al Festival della Scienza e dell'Innovazione, dove ha parlato dei superbatteri come minaccia da combattere. Abbiamo però oggi armi a disposizione, in particolare abbiamo molti antibiotici, però sono armi che rischiano di perdere il filo, perché ogni volta che usiamo un antibiotico è come una lama che perde il filo. Quindi la storia di un libro che ho scritto con Paola Arosio fa vedere come è stata la progressione di questa scoperta, delle persone che le hanno contribuito, di quelli che hanno sofferto, ma soprattutto per mettere in evidenza questa necessità di uso responsabile dell'antibiotico. Il professor Pregliasco, che da anni subisce gli attacchi dei gruppi Novax, ha commentato anche i recenti studi sugli effetti dei vaccini anti-Covid. Ogni farmaco, ogni attività medica ha dei rischi e dei benefici. Credo che tutti gli studi dimostrino che ci sono stati benefici enormi in termini di riduzione di mortalità, di complicanze e soprattutto di ritorno più veloce alla vita normale. Il vaccino non è stata la panacea, non ha risolto, ma ha ridotto sicuramente quell'impatto di sanità pubblica che sarebbe stato più pesante. Lo sapevamo sin dall'inizio, sono stati anche valutati, ma davvero miliardi di dosi evidenziano degli eventi avversi rari, ma ce l'ha anche l'aspirina. A Padova si sono riuniti oggi centenari da tutto il Veneto su iniziativa del club Over 100 e con 70 persone presenti è stato raggiunto il record mondiale. Adesso c'è un silenzio. Si aggiungano un nuovo titolo del Guinness World Record. 70 centenari riuniti insieme. Padova supera l'Australia ed entra nel Guinness mondiale con il più grande raduno di centenari che si sia mai svolto. Siete campioni del mondo record e la frase è con estremo piacere: You are officially amazing. In una stanza 7.078 anni in totale, arrivano da tutta la regione. In Veneto infatti risiedono 1.570 centenari, tra le donne la più longeva è Ada con i suoi 104 anni portati splendidamente, ma il più anziano di tutti è Luigi Zanon, 106 anni, maestro di ballo che arriva da Treviso. Signor Luigi, come si fa ad arrivare a 106 anni? Ecco, eliminare dalla vita tutte le brutture. Lei però ha visto la guerra, 2 guerre. 4 guerre. 4 guerre. Ho visto la Spagna, l'Albania, la Grande Guerra.
4 maggio 2024, la data storica di questo record mondiale. Eccolo qui, l'attestato che certifica l'obiettivo raggiunto a Padova dall'Opera Immacolata Concezione. Il record è stato ufficializzato dal giudice che per tutta la mattina ha verificato i certificati di nascita dei presenti, che sono stati immortalati da una splendida foto di gruppo dopo aver accertato che il raduno è durato più di 5 minuti come prevede la procedura. È un grande risultato per noi e credo anche per il Veneto e per la città di Padova, che a livello di immagine assumono un ruolo importante nella capacità di gestire la longevità come risorsa. Una giornata di festa per celebrare il dono più bello, come dice saggiamente Luigi. La cosa più bella è la vita. Ed ora sentiamo alcune delle bellissime storie di questi 70 centenari che hanno contribuito con la loro presenza al raggiungimento del record del mondo. Signor Antonio, allora lei ha 100 anni ma ha lavorato fino a quanti anni? 95, 96. No? E questo è il segreto allora per arrivare a 100 anni? Manda che il Padre Eterno. Fino a che età ha guidato la macchina? A 99. Antonio ha guidato fino all'anno scorso, ma se fosse stato per lui avrebbe ancora la macchina. Sono persone che nella vita hanno visto e provato la storia di un secolo passato, quelle che si sono ritrovate a Padova per il raduno da record dei centenari. Come Vittorio Metto, 100 anni di Villa del Conte, ultimo alpino rimasto in vita di quelli internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tanti bei ricordi. Bei, no bei. Mia massa bei. È bello ricordarli. È bello ricordarli. Sì, lui li ricorda sempre i ragazzi delle scuole, perché abbiamo girato un po' tutte le scuole. Ieri 9 amici e compagni e siamo sempre stati di partenza e tornati tutti noi. O Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, che era stato condannato a morte nei lager e poi graziato e costretto a lavorare nei forni crematori. Siamo stati dentro, diciamo, in questo lager che era chi entrava non usciva più. Io sono uscito perché ho sempre pregato Dio che mi dava questa felicità di vedere ancora i miei genitori. Centenari speciali che con i loro sorrisi sprizzano gioia, come Yolanda Pacagnella e Walter Visentin, 203 anni insieme e la forza di piantumare un ulivo. Centenari brillanti come Caterino Dondi Pinton, classe 1921, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica, concessa su iniziativa personale del presidente Sergio Mattarella. Caterino è stato l'inventore del noto liquore Cynar. È un'invenzione di un gruppo di persone alle quali io, diciamo, avevo avuto la parte produttiva più importante. E questa è la verità. Qual è il ricordo più bello che ha di questi 102 anni? Cosa vuoi? La fine della guerra. E infine centenari bellissimi come Romola, che ha 103 anni ancora si cuce i vestiti. Se tutta è robetta che mi fa subire. Ecco. Si fa lei i vestiti, signora Romola? Cosa? Si fa lei i vestiti? Sì. Insegno, bisogna adattarsi a gara di vita. Se no, se te vai, te resti. E davvero complimenti a questi nonni, è tutto per questa edizione dei nostri notiziari. Io vi ringrazio per essere stati con noi, la sigla poi, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo, tempo buono e clima primaverile e gradevole. Il dettaglio di domenica 5 maggio. Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, tuttavia sulle zone montane e pedemontane al pomeriggio avremo nubi irregolari con probabili brevi locali precipitazioni associate. Temperature in lieve aumento, minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 22 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, cielo in genere poco nuvoloso con possibili rovesci sui rilievi nelle ore centrali della giornata.
Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si alterneranno sole e nubi, con sole un lieve aumento della probabilità di rovesci nel corso della giornata. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 23 e 25 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.